Andrea Catania, allora adesso la qualificazione dipende solo da voi, un risultato positivo, pieno, vi permette di centrare la qualificazione. Sì, vabbè, tanto per noi è già bello e importante in un girone così competitivo, così come anche il girone A, per carità, assolutamente. Arrivare però all'ultima giornata da neopromossi con qualche big un po' acciaccato a giocarci questa qualificazione che per noi è una festa, per comunque vada per noi arrivare all'ultima giornata così, insomma, aver battuto uno squadrone come il Bayardo oggi ci riempie di orgoglio, ecco. Cosa ti aspetti per il futuro? Per il futuro mi aspetto che a giugno inizi i lavori della struttura del campo e il prossimo anno di una bella eccellenza a girone unico se possibile, ma so che la federazione sta vagliando tutte le ipotesi e con tanti derby e tenere i ragazzi che ci interessa tenere, stiamo già parlando un po' con tutti, i problemi non ce ne dovrebbero essere e ottenere una salvezza, insomma una salvezza con questi ragazzi e mettere le basi per un futuro un pochino più importante. Tra i giovani di voi sono piaciuti Bazzura e Mazzedda. Sì, Azzurro, Mazzedda, Del Gallo, sono tutti ragazzi insomma, che del nostro settore giovanile, Mazzedda no, però avevamo anche in panchina ragazzi del nostro settore giovanile, questo per noi è importante. Insomma. Corrado e Massimo portano avanti anche la linea verde, anche già quando abbiamo vinto il campionato giocavamo spesso con 5-6 giovani, quindi per noi 6 giovani sono bravi, è giusto che giochino. Grazie.